La fede e il servizio erano elementi inscindibili per Domenico Pendola, conosciuto da tutti come Mingo, che si è spento all'Hospice di Chiavari questa mattina. Aveva ricevuto poche settimane fa la croce Pro Ecclesia et Pontefice per il servizio alla diocesi svolto egregiamente e con ottimi risultati. Classe 1930, originario di Rapallo, Domenico Pendola ha speso tutta la vita a Santa Margherita Ligure, gestendo per 40 anni la pensione fiorina nella centralissima piazza Mazzini, dove serviva agli ospiti piatti cucinati con le verdure del suo orto. Una passione che non ha mai abbandonato. Non ha mai abbandonato neppure il legame con San Maurizio di Monti, sostenendo la parrocchia nelle sue attività. Amico fraterno dello storico parroco di Santa Margherita, Monsignor Solimano, ha sempre collaborato con il suo servizio alla vita religiosa e civile della sua città. Si è impegnato a fondo per molti anni nell'allora Democrazia Cristiana, sia a livello di organizzazione di base, sia con le elezioni in consiglio comunale con il sindaco Raffaele Bottino. È stato anche assessore con il sindaco Dante Peruggi. Ha collaborato con la gestione dei istituti sammargheritesi, mantenendo un buon rapporto con tutti gli amministratori che si sono succeduti. Ha gestito dal 1984 sino all'inizio di quest'anno la Casa Marchesani a Chiavari, promuovendo l'attività dei gruppi, dei movimenti, delle associazioni sportive che hanno qui trovato sede. E fra queste c'è anche Telepace. Sposo di Maria Rosa nel 1960, ha avuto la gioia di veder nascere 3 figli, Cristina, Paola e Don Massimiliano. La sua esistenza è stata lietata anche dalla nascita di 4 nipoti.